Un pensionato di 72 anni, residente in via Furlani a San Giacomo di Veglia, è stato denunciato dai carabinieri per omicidio colposo, omissione di soccorso e fuga. Per gli uomini del capitano Giancarlo Carraro sarebbe lui il pirata della strada che domenica pomeriggio ha investito e ucciso in via Grazioli a Vittorio Veneto l'impresario edile romeno Milosteanu Costantin, 44 anni. Dai frammenti del fanale e da un pezzo di parafango i militari sono risaliti al modello dell'auto, una grande punto, e poi hanno cercato il veicolo fino a ritrovarlo nel cortile di casa del pensionato. Sì, un'attività intensa che è continuata per 3 giorni di seguito e è stato eseguito in maniera capillare un controllo del territorio che ha portato alla scoperta ieri sera del veicolo probabilmente utilizzato da questa persona per commettere l'incidente mortale. L'auto è intestata al fratello di 78 anni che però è bloccato da una frattura al femore. I frammenti recuperati sul luogo della tragedia coincidono perfettamente con le parti danneggiate della macchina in questione, malgrado il tentativo di farla franca. La persona aveva nascosto l'autovettura dentro casa, si muoveva con un altro mezzo e già aveva ordinato agli pezzi di ricambio, tant'è che dentro l'auto abbiamo trovato i pezzi originali acquistati per sostituirli. Aveva anche lavato l'auto, l'aveva ripulita da eventuali prove che potevano essere sul veicolo. Il pensionato nega tutto. Ieri in caserma si è presentato con l'avvocato, sostiene sì di essere rimasto coinvolto in un incidente ma da un'altra parte. Per i carabinieri l'auto che ha investito e ucciso Costantin è senza dubbio questa. La vettura è stata sequestrata e la patente del 72enne è stata immediatamente ritirata.